Ecco a voi quel che resta della stazione di Abano Terme. Negli anni, anche a causa della riqualificazione della stazione di Terme Ogane, il volume dei convogli che si fermano è notevolmente diminuito. Non sono però diminuiti i pendolari e con un servizio migliore sicuramente aumenterebbero. Allora che fare? Quale futuro si può destinare a questa stazione? Ne abbiamo parlato con il candidato di Abano Risorge e Fratelli d'Italia AN, Paolo Gruppo. L'alta velocità è di fondamentale importanza per il nostro territorio. La comunità euganea di 16 comuni, 83.000 abitanti, 1000 attività produttive, 100 alberghi, 83.000 abitanti. Non si può dire che noi siamo il centro termale più importante d'Europa se non abbiamo una fermata dell'alta velocità. Non solo, dobbiamo avere anche una frequenza di maggior fermata dei treni regionali per collegare il nostro centro con la città, con Padova, con Venezia, per avere una maggior velocità e un miglioramento del tessuto diciamo così, di comunicazione su rotaia non inquinante. Una cosa mi preme dire concernente l'alta velocità, anche se non è un riferimento preciso, è che ancora compare nei carteggi regionali la presenza della Gronda Sud e io sono fermamente contrario che la Gronda Sud debba fare la curva da Albignasego ad Abano. Ero contrario quando è stata fatta la prima proposta e avevo partecipato, ero uno dei fondatori con il comune di Albignasego, con il consigliere regionale Barison di questa proposta, di questo comitato contro la Gronda Sud. Ne sono fermamente contrario ancora oggi e siccome ogni tanto ricompare qualcosa, ecco, dico ad Abano state attenti, io vi dico votatemi perché così avrete un appoggio fermo contro la Gronda Sud.